Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Analyze Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo, da come avete visto nel titolo, dalle situazioni in cui la favola, la leggenda metropolitana dice che le rivoluzioni nascono dalla folla che scende in piazza. E questo si collega anche alla guerra, perché molti pensano che basta scendere in piazza, gridare la pace e chi è della mia età si ricorda benissimo che quando si scendeva in piazza per l'Iraq, per la Siria, non è successo mai niente. Quindi bisogna agire nell'eterico, bisogna agire nel mondo che realmente conta, perché come diceva mio padre, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Lo ripeto, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Quindi a tutte quelle persone che sono convinte che basta andare sui social e strillare e spammare cose a livello di giustizia, no? Troverete al massimo la legge. Però, diciamo così, per gli altri, quelli che sanno che chi comanda l'eterico comanda il mondo, ci sono delle soluzioni non tanto per spaccare il mondo, no? Ma per alleviare, cioè ci sono dei paracaduti a livello esoterico che possono aiutare, soprattutto per quelle persone che nel prossimo tempo saranno chiamati come si suol dire, a far fronte, a andare sulla breccia, alla breccia di Gerico. E perché questo? Perché vi dico questo? Perché parecchie persone mi contattano, sia forze dell'ordine che militari, che anche agenti segreti, contattano il vostro maretto veneziano per sapere come andrà l'evoluzione. Quindi vedo che ho messo uno dei tanti libri che il vostro maretto veneziano dispone per studiare come si suol dire, il mondo esoterico. Questo ad esempio è un libro del Pierini che dà una mano. Chiaramente non è che uno si sveglia oggi e compra tre libri e una spada e fa un cerchio per terra e può fermare la guerra. Vi ho già spiegato in tante pillole, il vostro maledetto ha fatto 1500 pillole e tante altre ce ne sono di Hildegard, che il mondo dell'esoterismo è un mondo serio, è un mondo importante, è un mondo che bisogna studiare ogni santo giorno. Quindi metto video, ad esempio, il sigillo di Mosè per chi è sulla breccia o andrà sulla breccia o è ai confini del nord Italia e ha dei possedimenti e vuole difendere questi possedimenti in modo eterico dall'avanzata degli orsetti, perché come vi ha già preannunciato il Marietto nel 2010, quando le persone sparavano reiki, sparavano angeli colorati, salti quantici e tutto quello che uno può apprendere da New Age, diceva che la situazione era grave. Quindi questo sigillo di Mosè è acquistabile presso il Decano Veneziano, potete andare nel sito del capitano e serve proprio per quelle persone che hanno capito che la favola di scendere in piazza per chiedere giustizia, pace, amore, fiorellini o scendere nei social non serve a niente. Qui fra un po' entreremo in una fase planetaria difficilissima che è iniziata nel 2020 con questa guerra sierologica, batteriologica, poi chiamatela come volete, in cui il nostro governo ha fatto quello che ha potuto, le forze dell'ordine hanno fatto quello che ha potuto, ma si vede che la situazione è veramente tragica. Quindi, come vi ho già detto anche in quel periodo lì, ci saranno persone che avranno un brutto karma, hanno creduto in questi passaggi che molto probabilmente il governo è stato obbligato a fare e avrà sicuramente delle ripercussioni perché questo siero che ci hanno messo è un siero sperimentale del 2023, cioè finisce la sperimentazione nel 2023. Quindi chi si è fatto il siero, purtroppo, molto probabilmente una grande fetta di persone che magari ha un karma un po' claudicante, molto probabilmente fra qualche anno avrà delle sintomatologie o degli effetti collaterali che ancora oggi non si conoscono. E in più avete visto che come diceva già il Marietto un anno fa, che ci sarebbero stati 14 milioni di nuovi poveri, cioè gente che avrebbe avuto la macchina ma non i soldi per la benzina, gente che avrebbe avuto il cellulare ma non i soldi per ripagare la ricarica, gente che avrebbe avuto la macchina ma non i soldi per il mutuo. Come aveva preannunciato il Marietto, queste cose stanno avverando, sebbene c'erano dei ministri che parlavano di boom economico.
Purtroppo il marietto anche in quel caso lì l'aveva vista giusta. E adesso siamo entrati in questa fase in cui, come aveva visto e spiegato in tutte le salse il marietto, a tutti i maestri di Reiki, a tutti i newaggiani che spiegavano che scendeva l'amore, no? E anche ancora oggi io vedo sui social, ti arriva l'amore di qua, arriverà soldi di là. Ragazzi, lasciate stare. L'esoterismo è una cosa seria, non è una cosa da ciclo, tipo certe signore che gli arriva il ciclo e cominciano a veleggiare con i propri sentimenti. L'esoterismo è una cosa seria, è una cosa che esiste da quando è esistito l'essere umano, perché è un telefono, un cellulare che parla con le forze celesti che il creatore o la Keter ha messo in campo. Quindi il vostro maledetto cosa vi consiglia? Il ciondolo, che potete trovare nel sito Capitano, o se non avete finanze, i circuiti gratuiti che ha messo il decano maledetto veneziano, e anche il sigillo 6 di Marte che è importantissimo. In più vi ricordo che se avete della maternità, negozi, case, insomma avete tutto quello che non volete lasciare quando arriveranno gli orsetti, perché come vi ho già detto gli orsetti arriveranno e ci porteranno al Medioevo, ecco, vostro marito vi consiglia il sigillo del Mosè per la casa e anche altre tante cose. Bene, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao.